Via del Mare, una strada di cui si parla da anni, una strada di cui non si può più fare a meno. A rilanciare il progetto di un'autostrada o comunque di una via ad alto scorrimento che porti turisti e vacanzieri sulle spiagge iesolane senza pesare sulla viabilità ordinaria è il presidente Luca Zaia. Già questo mercoledì l'assessore regionale infrastrutture e trasporti Elisa De Berti discuterà l'argomento nel corso di una riunione a Roma. L'assessore andrà a parlare ovviamente, a occuparsi di diversi dossier e tra i quali c'è anche quello della strada, della via del mare come è definita. Sicuramente un sistema per risolvere il problema del caos, del traffico, soprattutto nei mesi estivi per questo territorio. Al momento siamo in stallo per dei fatti giuridici e formali, cercheremo di capire se questa è un'infrastruttura che si può sbloccare oppure no. Il vecchio progetto della Via del Mare, con raccordo sul casello A4 di Meolo, era stato archiviato dopo essere inciampato su un progetto di finanza inadatto e annullato. Ma interesse e sostenibilità per un nuovo tracciato, forse raccordandosi questa volta al casello di Noventa, ci sono tutti. Basta guardare le code chilometriche che si formano ogni estate in direzione del mare. Quest'opera, che costa circa 200 milioni di euro, realizzata interamente dai privati senza nessun contributo pubblico, con i flussi di traffico, con quello che oggi il turismo è nel Veneto, ha una piena sostenibilità e quindi costerebbe zero alle casse della regione e riuscirebbe a dare quell'infrastruttura che da ormai un secolo. Vi ricordo che l'ultima strada fatta per arrivare è del 1930, quindi dopo un secolo finalmente avremo una strada per portare alle spiagge. Un alleggerimento del traffico che significherebbe anche un aumento della sicurezza, diminuendo magari la frequenza dei gravi incidenti che si verificano sulle strade che portano al mare, come quello lungo la Treviso Mare, zona Caposile, che ieri mattina ha coinvolto 3 auto e ha provocato 10 feriti, 5 dei quali ricoverati in gravi condizioni. Poco dopo le 7:30, per cause da accertare, si sono scontrate una Mitsubishi Colt e una Renault Clio. Violentissimo l'impatto, con carambola e rovesciamento di uno dei mezzi sull'altro, ed un terzo, una Volvo, finito nel fossato. Un groviglio di lamiere dal quale i vigili del fuoco hanno estratto i 5 giovani che erano a bordo della Colt, tutti della provincia di Treviso, di ritorno dopo aver trascorso la nottata a Jesolo. Fra di loro grave un ventenne di paese ricoverato in codice rosso a Padova ed un altro di Caerano in terapia intensiva a Mestre. Nella Clio viaggiavano una donna vicentina 35enne, in prognosi riservata al Caffoncello di Treviso, la sorella ed un bambino di 11 anni che ha riportato diverse fratture. Lunghe le code formatesi in direzione mare a seguito della chiusura della strada per le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.